Ciao amici montanari, oggi giretto sul Cansiglio, partiamo dal villaggio Cimbro Vallorc e saliamo al Monte Pizzoc. Ho deciso per questo giro perché non avevo voglia di tirar fuori le ciaspole, voglio di un giretto tranquillo senza troppa neve e quindi ho optato per questa località. Spero che il giro vi piaccia e niente, noi ci vediamo più tardi. A dopo amici. Eccoci amici montanari, siamo arrivati sulla cima del Pizzoc. Come vedete la pianura è tutta coperta di nubi, ma qui il cielo è abbastanza sereno, anche se non siamo tanto in alto perché siamo a circa 1500 metri più o meno. La vista qui è veramente stupenda perché vediamo tutte le Dolomiti. Guardate, strepitoso, veramente strepitoso. Eccoci montanari, ormai l'escursione è finita, sto scendendo lungo il sentiero naturalistico che riporta al villaggio Vallorc. L'escursione è molto bella, per niente difficile, qualche tratto un po' ripido ma niente di che. Ora niente, vi lascio alla scheda tecnica come al solito e noi ci vediamo a breve per i saluti finali. La carta di riferimento per questa escursione è la 012 della Tabacco. Si parcheggia l'auto al centro di Veneto Agricoltura, poco sotto il villaggio Cimbro Vallorc. Da qui si imbocca il sentiero F1 che salendo nella faggeta arriva ad incrociare la strada bianca segnata come sentiero F.
Si prosegue verso sinistra sulla strada forestale fino ad imboccare il sentiero F3, che si stacca sulla destra. Salendo ripidi nel bosco si arriva ad incrociare quindi il sentiero H3, che in breve tempo porta sulla cima del Pizzocca. Per il rientro si segue il sentiero H3 e la traccia che passa sotto la cima del monte Millifret, fino ad incrociare il sentiero F2 che riporta sulla strada bianca F. Da qui si prosegue verso sinistra fino ad imboccare il sentiero naturalistico che riporta al villaggio cimbro Vallorc e quindi all'auto. Fermi tutti i montanari, è uscito il sito di Orme Montane. Da ora in avanti per ogni video ci sarà, relativa all'escursione, una pagina sul sito con traccia GPS, una piccola scheda in PDF da scaricare con un po' la descrizione dell'escursione e alcuni dati tecnici. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link e mi raccomando, andate a vederlo. Ciao montanari! Bene montanari, il video termina qui, quindi come al solito io vi ricordo di mettere un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere i prossimi video in uscita. Seguitemi anche su Instagram e ora vi lascio, di solito compaiono qui alla mia sinistra un paio di video che potrebbero interessarvi e qui in basso alla mia destra, quindi alla vostra sinistra, il pulsantino per iscrivervi al canale. Noi ci vediamo come al solito fra 2 settimane al mezzogiorno di sabato. Ciao montanari, buona montagna a tutti!